89. Un 89 che cosa c'era a Catania nel campo delle organizzazioni criminali? C'era una guerra con Israele. Ha avuto modo di parlare con il Costanzo di argomenti attinenti a questa guerra? Non mi ricordo. Un'altra domanda. Il difensore ha da intervenire? Scusi, lei nel negozio di liquori quante volte si è recato? Ma guardi, mi recavo un po' di volte, spesse volte. Per fare che cosa? E allora, a parte per salutarlo e a parte quando sono andato a incontrare, dovevo incontrare Santa Paola in quella casa che ne abbiamo già parlato, questo. Nessun'altra domanda, Presidente. Possiamo licenziare il Samperi? Può andare Samperi, Buonasera. grazie. Buonasera. E introduciamo il signor Pulvirenti Giuseppe. Presidente, credo che ora so l'avvocato Strano, posso fare la mia richiesta? Ah, scusi, avvocato. No, prego, per carità, Sì, sì. io Certo, ho lasciato certo, spazio certo, per fare quel. certo. Allora, Presidente, il collaborante Samperi si è riferito, in quanto alla conoscenza dell'iniziazione quale uomo d'onore di Santa Paola Vincenzo, a Piero Puglisi, l'imputato Puglisi Piero. Quindi ai sensi dell'articolo 195, primo, secondo e terzo comma, chiedo che sul punto specifico venga esaminato l'imputato Puglisi Piero. Ci limitiamo a osservare che Puglisi è imputato in questo processo, quindi quanto sarà il suo momento? Potrà essere... Io credo che il 195, secondo comma, che dice che anche la Presidenza può disporre questo esame. Comunque io l'ho chiesto anche ai sensi del terzo comma, se su questo punto non viene sentito, la Corte sa benissimo quali sono le conseguenze. Questo è poi anche un argomento che attiene alla possibilità di ammettere domande a soggetti che sul punto possono dare risposte del tutto non influenti, che non forniscono già elementi utili per la decisione. Quindi in ogni caso mi pare che dovrebbe essere riservato a un momento successivo. La Corte quindi a un momento successivo all'esame. Ho chiarito. Sì, grazie Avvocato. La Corte si riserva perché ce n'è altre di queste domande. Poi c'è un'altra richiesta, Presidente. Dobbiamo esaminarlo a questo punto. Io non ho qui i verbali delle dichiarazioni rese da un coimputato, da un imputato di reato connesso, il quale anzi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi sono stati versati i precedenti interrogatori. Credo che non siano qui a disposizione di nessuno, nemmeno della Corte, quindi mi riservo di fare poi una richiesta sulla base delle dichiarazioni rese dal Samperi nell'interesse del mio assistito Motta Antonio. Va bene? Presidente, c'è un'altra richiesta da parte dell'avvocato Passanisi, sono Sì. qui. Io chiedo che venga acquisito, ovviamente da parte della Corte perché noi non siamo in condizioni di poterlo fare, il registro dei colloqui con i familiari presso il carcere di Cuneo, presso il quale era detenuto Grancagnolo Carmelo, poiché il Samperi ha riferito di essersi recato a Cuneo 2 volte a fare il colloquio con il Grancagnolo. Noi chiediamo che venga acquisito questo registro per conoscere esattamente il periodo e i giorni esatti in cui il Samperi si recò a Cuneo a trovare il cognato Grancagnolo Carmelo. Credo che dovrebbe essere precisata l'arco temporale, come si dice abitualmente, Avvocato Passanisi, perché fare una richiesta di questo genere così... Ha ragione Presidente. Cioè per tutto il tempo in cui Grancagnolo è stato detenuto a Cuneo. Per il tempo relativo Per fine 92, Presidente. risulta dal periodo di detenzione e peraltro, devo dire, anche il Samperi ha fatto un riferimento
generico, un riferimento generico al settembre-ottobre 92. Comunque dovrebbe essere all'incirca per l'anno 92. Sì. Pubblico Ministero sulla richiesta. Presidente, scusi, Sì. per agganciarmi a questa richiesta, sono l'avvocato Strano, così il Pubblico Ministero darà un unico parere. Ricorderà la Corte che al Gran Cagnolo venne posta la domanda se il reparto nel quale era detenuto a Cuneo fosse quello per tossicodipendenti. Il Gran Cagnolo l'ha escluso. Il cognato Samperi ha detto di non ricordarlo. Se la Corte dovrà scrivere, suppongo, vedendo la richiesta dell'avvocato Passanisti, alla direzione del carcere di Cuneo, avanzo formale richiesta che si accerti presso quale reparto era detenuto il Gran Cagnolo nel periodo in cui era ristretto là. Grazie. Pubblico Ministero? Presidente, aspetti. ancora ci sono altre richieste. Chiedo scusa. Su questa, una per una, su questa, sempre su questa, sul periodo. Allora vediamo, su questa il Pubblico Ministero cosa dice. Non si oppone questa. Non si oppone? Pare che questo può essere ammessa. De plano, e si manda alla cancelleria stavolta di richiedere alla direzione della casa circondariale di Cuneo notizie sulla la collocazione di Gran Cagnolo Carmelo al tempo della detenzione in quella casa circondariale e l'invio di copia del registro dei colloqui con i familiari. Bene, allora, avvocato Di Giorgio e avvocato Sandataro. Signor Presidente, io chiedo soltanto di poter effettuare, poi se la Corte ritiene di non farmelo fare ora lo farò successivamente, ma ne sono in possesso, un certificato di detenzione che intendo produrre alla fine dell'esame di Gran Cagnolo e di Samperi per ovvie ragioni. È relativo all'imputato Tudisco Santo, ovviamente con riferimento alle dichiarazioni fatte da Gran Cagnolo, secondo il quale questo imputato nell'anno 89 avrebbe partecipato ad una guerra di mafia, essendo molto attivo, nonché relative alle dichiarazioni rese dal Samperi nel corso di questo esame. È un certificato di detenzione relativo a Tudisco Santo, arrestato in data 15 dicembre 88 e scarcerato in data 27 febbraio 90. Lo posso fare tenere immediatamente al segretario, se la Corte ritiene, altrimenti mi riservo di farlo. Presidente, non abbiamo sentito esaminare il Pubblico Ministero. Certo. Sì. Nel frattempo verbalizziamo la richiesta dell'avvocato Sandataro. Presidente, Samperi ha detto che sarebbe tornato in Sicilia con i poliziotti per fare dei sopralluoghi nelle campagne di latitanza dei provvedenti. Ora, o ci sono questi verbali sui sopralluoghi o deve esserci qualche atto, perché credo che sia stata un'attività delegata, non è che Samperi è tornato dal posto di protezione qui in Sicilia di sua spontanea volontà. Ora, e questa attività è stata delegata ai pubblici ministeri? No. Ci dicono i pubblici ministeri qual è stata? Presidente, mi faccia finire un attimo. Sì, scusi. Così per completezza lei chiedo scusa. Ecco, se non è stata un'attività delegata ai pubblici ministeri, è stata attività delegata a altri, quantomeno ci facciano sapere qual è stata questa attività per poterne acquisire i relativi verbali di sopralluogo. Grazie. Beh, innanzitutto faccio presente che tutti gli atti compiuti nell'ambito del procedimento Orsa Maggiore sono agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, o sono stati versati per la parte in cui il Pubblico Ministero si è attivato, se non gli è sfuggito, nel fascicolo del dibattimento nella misura in cui avevano legittimazione ad entrare. Questa è la premessa di carattere generale. Come altra affermazione faccio presente che sono citati in lista tutti i funzionari di polizia e della Questura di Catania e del Servizio Centrale di Protezione che hanno svolto l'attività investigativa di riscontro in base alle dichiarazioni del Samperi. Quindi ho ricordo netto e preciso di relazione di servizio
in tal senso, che dovrebbero essere, se non sono state già versate nel fascicolo del Dipartimento, sono sicuramente nel fascicolo del Pubblico Ministero che, come tutti gli avvocati sanno, è a loro disposizione. Quindi sicuramente gli atti esistono e comunque abbiamo gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini che sono indicati nelle liste. Prendiamo atto della dichiarazione del Pubblico Ministero, quindi invitiamo l'Avvocato Sambataro a tenere presente la sua richiesta e a riformularla nel momento successivo. In cui verranno sentiti tutti quanti questi verbalizzati. Per quanto riguarda il documento offerto all'Avvocato Di Giorgio? Non si oppone. Quindi si ammette. Avvocato Papalia? La mia richiesta, signor Presidente, è un po' all'oggetto esposto dall'Avvocato Sambataro, ma la risposta del Pubblico Ministero mi appaga ed evidentemente io mi riservo di rifarla nel caso in cui non dovessi trovare le relazioni o dopo che saranno sentiti i verbalizzanti. Possiamo introdurre il signor Convivente. Scusi. Io avevo da fare una richiesta. Va bene. Chi? Presidente, l'Avvocato Cannavo, Presidente. Avvocato Cannavo. Avevo da fare questa richiesta di poter produrre il certificato di detenzione, ovvero di essere autorizzato da parte della Corte a poter richiedere alla Casa Circondariale di Catania il certificato di detenzione relativo a Suraniti Rinaldo dal 1985 al 1994. E per quanto riguarda altre richieste istruttorie mi riservo dopo il deposito dei verbali. Va bene. Per quanto riguarda questa richiesta, il Pubblico Ministero? Un'osservazione, c'è un'ordinanza della Corte e in base alla quale l'Avvocato Cannavò è autorizzato a fare la richiesta diretta. Presidente, Sì. sono l'Avvocato Valenti. Nell'interesse di Zuccaro Carmelo mi ero riservata di avanzare una richiesta istruttoria. Chiedo pertanto che la Corte mi autorizzi alla citazione del signor Bandieramonte quale testa indotto. Mi riservo però di fornire le esatte generalità perché non ne sono in possesso. Magari lo farò alla ritorno. Allora, quando scioglierà la riserva ne riparleremo. Va bene, grazie. Pulvirenti. Presidente, stasera l'orario finale a che ora è stato fissato? 21:15, Avvocato. Grazie. Presidente, chiedo scusa, c'è un imputato che forse deve... Imputato Tuccio la sta chiamando. Se non è urgente... Non mi vede. Va bene, non si può vedere. Però può parlare, signor. Mi scusi, signor Presidente, sono Tuccio Salvatore. Sì. Dovrei fare delle dichiarazioni spontanee. Li possiamo rinviare a domani mattina, Mi scusi, siccome l'avvocato Passarello, mio difensore, si è dovuto allontanare, se lei mi autorizza che li posso fare domani? No, c'è la sostituta dell'avvocato Passarello, intanto. Scusi. E poi domanda a chi, signor Tuccio? No, dico se li posso fare domani. Se lei mi autorizza che li faccio domani, ma... Sì, senz'altro. Grazie, Presidente. Va bene. Buonasera. Buonasera. Lei è il signor Pulvirenti Giuseppe, luogo e data di nascita, per favore. 100 luglio 1933, Bel Passo. È difeso dall'avvocato Guarnera, sostituito. In questo processo la difesa è regolarmente costituita. Ci sono io in sostituzione dell'avvocato Guarnera, Presidente. Bene. Vuole rispondere alle domande che le saranno fatte, signor Pulvirenti, quindi il pubblico ministero può procedere. Signor Pulvirenti, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Quasi 2 anni fa a settembre.
Lei ha fatto parte di organizzazioni criminali? Sì. Quale? La famiglia di Santa Paola. Prima di far parte della famiglia Santa Paola, Sì. lei ha commesso reati? Sì. Avevo commesso furti, avevo una vita che facevo, insomma, furti, andavo in galera, niscevo e trasevo e entravo per furti. Quando è entrato a far parte della famiglia Santa Paola? Fra l'81 e l'82, quasi, quando è nata la guerra, che c'è stata la spaccatura a Catania. Come ha conosciuto, se lo ha conosciuto, Benedetto Santa Paola? Io a Benedetto Santa Paola perché lo conosco nel 1963, perché io quando nel 1963 ero latitante per furto a Catania e lui era di San Cristoforo, io mi faceva chiamata via 80 Pammi che è vicino, circa 200 metri così, e insomma e vedevo che passava Santa Paola, che era una persona stimata, pure di quelli che arrubavano insieme a me, che sarebbe Vinceguerra, Amati, che poi tutte queste sono state con i grai di Santa Paola, che poi c'è stata la spaccatura e si sono divisi. Sono stati con i? Poi queste sono state con i grai di Santa Paola. Clan? Amato, Turamato, Mimmo Amato, i Cicaletta chiamati Vinceguerra, tutte queste sono state con lui. Però tutte queste rubavano insieme a me. Ho capito. Sì. Prima di entrare nell'organizzazione. E come è avvenuto questo suo ingresso nell'organizzazione Santa Paola? Questo mio ingresso è venuto in questo modo perché io nel 1972 ho conosciuto a Barcellona sia Buscetta, sia Pippo Calderoni, insomma i fratelli Di Maio e altri palermitani. E allora ho preso insomma una confidenza con Calderoni perché lui era di Catania e mi ha insomma da quella confidenza che abbiamo preso lui mi ha detto che se un giorno avevate bisogno potevo cercare a lui a Catania perché ho capito che era una personalità. E allora poi mi è successo a me che io sono uscito e sono andato all'ospedale di Messina sempre per fatti miei, no perché ero ammalato, perché facevo l'ammalato, per fatti miei. Sono andato a Messina e quando sono andato a Messina da questo ospedale mi è venuto a trovare Santa Paola e Calderoni, e Pippo Calderoni. Hanno chiesto un permesso perché Santa Paola aveva un fratello che si chiamava Natale, che ora è morto, che abitava a Messina. E allora questo fratello suo aveva l'amicizia con questo direttore di questo manicomio, di questo ospedale, che si chiamava Motta, il direttore, mi ricordo bene. Hanno chiesto un permesso, siamo andati a mangiare insieme fuori, poi siamo rientrati. Con chi è andato a mangiare assieme? Insieme a Santa Paola e Pippo Santa Paola chi? Benedetto. E poi? E insieme siamo andati c'era suo fratello pure, l'abbonamento di suo fratello, siamo stati a mangiare insieme. Poi io sono uscito, sono entrato, sono uscito un'altra volta, sempre per furto, andavo e venivo. Poi fuori io ho ricevuto un attentato, rubava con un ragazzo che poi questo è morto tramite un omicidio che si chiamava Angelo Tomacchio, lo chiamavano Angelo Spacciamotori. Poi io ho subito un agguato e allora da questo agguato che io ho subito ho cercato a Calderone, perché Calderone ancora non era stato ucciso, era vivo. Ho cercato a Calderoni dove ci avevo spiegato che avevo subito questo agguato e lui mi disse, mi fece capire che insomma non si capiva niente, non si sapeva niente, loro non ne sapevano di questo fatto. Però io veramente avevo fatto una cosa che mi ero confidato su questa cosa con Santa Paola, e pure Calderoni, e pure Nino Calderoni sa queste situazioni, che io durante che facevo questi furti avevo un'amicizia
uno si chiamava Angelo Stiro, che questo è morto, e allora questo mi ha disegnato una villa in campagna che c'erano sigarette di contrabbando, e queste sigarette di contrabbando appartenevano a Affio Ferlito, e Affio Ferlito allora era insieme a Santa Paola, perché ancora non c'era stata questa spaccatura a Catania, perché io sono entrato dopo della spaccatura, quando c'è stata la spaccatura. E allora queste sigarette noi altri ce l'abbiamo rubato, queste compagne che erano, io, questo Angelo, un Raffaele Miraboli e un certo Pippo Roro, che mi veniva a comprare questo. Abbiamo rubato queste sigarette. E poi abbiamo capito che queste sigarette erano di Ferlito, in secondo tempo l'abbiamo capito che erano di Ferlito. E io mi sono confidato con Santa Paola, con Calderone, queste sigarette, e Nino Calderone, queste sigarette noi ce le avevamo rubate, e allora dice, senti, non dire niente, state zitto, ormai l'hai fatto, vieni a dirle queste cose e basta, non se ne parli più. E allora, come infatti queste sigarette sono state vendute poi a un zio del mio genero, Grazioso, che questo è collaborante. Dopo di questo io ho subito questo attentato, e allora io penso che questo attentato veniva dalla parte di Ferlito, che allora Ferlito era insieme a Santa Paola, che lui l'aveva saputo e mi aveva fatto questo attentato. Cioè lui da chi l'avrebbe saputo? Chi? Il Ferlito. Io penso che l'aveva tramite o Calderoni o Santa Paola, loro stessi, o Nino Calderoni, perché Nino Calderoni la sa questa cosa. Ci avevano detto questo fatto e mi avevano fatto questo attentato. Vado avanti, e quindi? E allora poi io sono sempre entrato in galera, perché sono uscito o nell'89 o nell'80, mi sembra, nell'80 così. Quando sono uscito poi... Scusi, ha detto 89? Se fosse 89 o... No, mi scusi, lei ha detto sono uscito nel... Lei è 79, adesso ho sbagliato, nel 79 o nell'80, così. L'attentato, uscito... mi scusi, quanto era stato? Come? L'attentato quanto è stato? L'attentato è stato uno prima, quando Calderoni era vivo. Vivo. Calderoni era vivo, perché sì. Calderoni poi è venuto 2 volte pure a casa mia per rassegnarmi che non c'era niente, stai contento, però stai attento, mi diceva, però stai attento. E quindi? E allora, quando ho subito questo attentato, quando poi sono uscito... Quindi ha subito l'attentato, mi scusi, ha subito sì. L'attentato, ha sì. Parlato con Calderone e poi è stato nuovamente arrestato? Sì, sono stato arrestato per furto. Di nuovo? Ecco. Sì, di nuovo. E sono uscito o nel 79 o nei principi dell'80, così, non mi ricordo bene. Sono stato arrestato un'altra volta per furto. Mi sembra che era con Pesce Rondella, con Miraboli. Oppure l'ultimo furto era con mio fratello Angelo, non mi ricordo. Erano quasi edili che rubava in campagna, va. Sì. Poi furto edili, così. E allora poi, essendo fuori, che sono uscito, sono venuti delle incappucciate a casa mia, però io dentro non c'era. E allora si è capito che questi incappucciati, insomma, volevano fare qualche attentato di auto. Allora io così me ne sono andato in Santa Paola, perché Calderone già era stato ucciso. I poteri ormai l'aveva Santa Paola, me ne sono andato lui e mi mise a disposizione di lui, di tutto quello, insomma, che c'era, e così sono entrato in questa famiglia di Santa Paola. Ecco, perché all'inizio lei si era rivolto, cioè in occasione di questo primo attentato, si era rivolto a Calderone? Perché chi era Calderone? Calderone, giustamente io non ero uomo d'onore in quei tempi, però si capiva che era quello che comandava a Catania, perché lui, quando conosci io, era imputato chi 114 con la nuova mafia chiamata, quindi cioè era portato da tutti i palermitani. Cioè era imputato, non ho capito, è un processo questo? È un processo con i palermitani, i 114. Il Calderone?
Sì, Calderoni, Sì. uno Pippo Calderoni. Sì. E quindi dopo che esce dal carcere si mette a disposizione, lei ha detto... Sì, mi sono messo a disposizione di Santa Paola, insomma, e sono entrato da questa famiglia per tutte le cose, né bene né male di quello che succedeva. E questo quindi... E sono entrato in Parone Santa Paola come c'è stata la rottura e a Fioferlito per l'era e Santa Paola, che si sono, perché prima c'è stata una prima azione di guerra, poi è staccata, è durata qualche 2 mesi di pace, che non è successo niente, mi sembra. Poi c'è stata la spedizione che è sparito Torre Palermo e Lampadina Ternullo. E allora in questa spedizione giustamente poi è nata la guerra. Ecco, lei ha parlato di una prima spedizione. Sì. Ecco, a che cosa faceva riferimento? Faccio riferimento che questa spedizione di Torre Palermo e Lampadina... No, lei ha detto prima di questa... prima c'è stata una sommossa di guerra. Che significa una sommossa? Che si sono divisi, per dire Palermo, Torre Palermo, Ferlito, Pellera, questi si sono divisi e c'è stata una sommossa di guerra, però non è successo niente, va. Quando lei dice sommossa di guerra, anche per capire cosa vuole dire? Un movimento di guerra, perché si sono divisi, un movimento di guerra, già si poteva andare alle azioni, però poi c'è stata una pacificazione con questo. Una pacificazione Sì. formale oppure così... Cioè ci sono stati degli accordi, delle trattative? Oppure... Delle trattative, guarda, io per dire, su questo ci sono state delle trattative fra Ferlito e Santa Paola, però io non potevo essere presente in queste cose perché non ero proprio uomo d'onore, insomma ero un po' lateato quando discutevano loro di queste cose. Però c'è stata questa pacificazione e è durata poco questa pacificazione. E poi? Poi è successo... l'omicidio di Coso di Torre Palermo e di Lampadina che si chiamava Ternullo, mi pare, e questo omicidio... E queste persone a quale gruppo appartenevano? Queste appartenevano a Ferlito, perché il capo di questo poi carica si spattero era Ferlito, di tutti, pure i Laudani, tutti erano insieme a Ferlito. E allora poi è successo che una sera prima, durante che c'era questa pacificazione, una sera prima, io avevo bisogno di un po' di acqua perché ho la gola... In questa... Se possono provvedere. Come c'ho una cosa qua che non posso parlare. Può continuare intanto oppure aspetta là? No, aspetto un poco perché come c'ho una... È successo che una sera prima... Una sera prima di che cosa? Una sera prima io, insieme a Ternullo e l'altro era Turi Gritte, che facevano parte sempre questi a Ferlito, però come c'era stata la pacificazione. Io sono andato a pranzare, a mangiare, a fare un pranzo alla Queccia, che è un locale a Lettena, che questo mi viene vicino a me, di questo locale. Dove si trova esattamente? Si trova a Lettena. A Lettena, va, a montagna. Si chiama La Queccia, che poi questo locale fu coperto di lava e poi fu rifatto un'altra volta. Che questo pagava a noi altri, ma però era mio cugino da parte di mia madre. Presidente, possiamo farla congiuntamente l'esame? Signor Santa Paola, che dice? Chi era? No, non era Santa Paola. Non era Santa Paola.
Allora, cerchiamo di... Vabbè, poi è stato un ruolo di meglio tu. È stato un Io suggerimento. all'Etna perché all'Etna. Allora, E allora io sono andato a mangiare con questi due individui e insieme a me c'era Filippo Scuderi, puro, di Belpasso. E abbiamo mangiato insieme. Abbiamo passato quasi tutta la notte insieme, perché era d'inverno, c'era camino, abbiamo passato insieme. No, non era d'inverno, mi sembra che non era d'inverno, perché siamo stati quasi tutta la notte là nel locale. Poi ci siamo salutati e allora a giornare nell'indomani è successo che questo Turigritto è venuto a casa mia e mi ha detto, dice, manca, dice, lampadina e tu Palermo. Dice, io non sapevo niente completamente, ero come una cosa, dice, ma io, come mai, come può essere? Dice, sì, dice, perché dice, avevano un appuntamento alla Pammecara. La Pammecara sarebbe un autosalone che c'era a Santa Paola, da questo salone, d'incetto a Fiorragusa, questo salone. E allora giustamente sentendo una cosa di questa, io scendo a Catania per vedere che cosa insomma era successo, perché ogni cosa che succedeva ne dobbiamo guardare, se era una cosa che era, per dire che l'avevamo fatta noi altri, c'era un avviso che si faceva capire che ognuno doveva stare attento, E allora, come infatti a me Nino Santapaola mi ha detto che lui e Franco Romeo avevano ucciso questi due alla Pammecara, sia Ternullo e sia Palermo. E l'avevano ucciso a Pammecara. E io ci ho detto se c'era Nitto e lui mi ha detto che mentre che loro facevano queste azioni è arrivato pure suo fratello Nitto. e lei di altri episodi di questa guerra, innanzitutto lei... Sì, e adesso io le dico a mano che lei insomma mi domanda, io rispondo. Ecco, no, e io poi, volevo... Poi è successo, e questa è una, è così, poi è successo che io, Santa Paola, Carmelo Marino, Piero Puglisi e questo Pippo Grazioso che è collaborante lo sa perché lui aspettava dentro casa mia, perché poi noi siamo andati dentro la casa mia. Abbiamo fatto un agguato che però non è riuscito a Fioddusso. Alfio? Arfio Dusso. Durso? Dusso. E chi era questo? Si chiama. Urso o Dusso. E chi era questo? Questo era uno che insomma era insieme a queste luoghi insomma di Ferlito. E che attività svolgeva? Cioè era a Catania o fuori Catania? No, era di Catania, però abitava fuori Catania. Dove abitava? E quando noi ci facciamo questo, perché le cose proprio con precisione di questo, perché quello insomma che faceva di vedetta, che scopriva dove abitavano queste persone che noi dovevamo uccidere, era Cancagnolo e Enzo Ubiondo a Cerito, perché questa casa l'ha scoperto lui abitava a Grevina vicino al campo sportivo, c'era un giardino vicino e allora noi ci abbiamo atteso questo agguato, però lui che non è venuto e non potremo fare niente e siamo rientrati dentro, dove dentro poi abbiamo trovato a mio genero Pippo Grazioso che era insomma all'impiede, così era là perché è stato di notte questo fatto. E altri... Poi questo delitto è stato fatto, forse a un altro posto è stato fatto questo delitto di mio genero Piero che faceva l'autista, Puglisi.
E che si girano, va bene. E poi un giorno lo capirai. Va bene. Posso parlare? Certo che può parlare. È stato fatto da lui, da Pippo Ferrera. Da Pippo? Da Pippo Ferrera e da Turi Accolano. La vittima chi era e il movente? Alfio Dusso. Ah, cioè questo stesso omicidio? Questo stesso omicidio. Il Ferrera chi era? Ferrera è Cavarduzzo, il nome. Pippo Ferrera era in quei tempi, perché poi io l'ho saputo quando sono stato fatto uomo d'onori, in quei tempi era interprovinciale nella famiglia di Santa Paola. Cosa significa per lei interprovinciale? Significa che può parlare lui fuori provincia, in provincia e fuori provincia. E altri fatti che si inseriscono in questa guerra con i Ferliti? E altri fatti che si inseriscono in questa guerra. Poi c'è stato un altro omicidio, mi sembra che si chiama Iano, perché uno non può, usato come nel momento di guerra, non si può specificare precisi, perché si parte, io parto per conto mio, un altro parte per conto suo, a fare insomma dei delitti, perché è una guerra, a quello che succede si combina. Però poi si fa capire per dire, questo è stato fatto da parte nostra, perché c'è questa... Quale? Questa abitudine di dire queste parole. Cioè, mi vuol far capire cosa ha detto? E allora... No, vuole ripetere quest'ultimo passaggio? Quando succede un omicidio, si fa capire a noi e a se stesso. Nell'ambito dell'organizzazione? Sì, nell'organizzazione. Si fa capire se è stato fatto da noi altri oppure da altre persone. Ma questo omicidio l'avevate fatto voi materialmente? Il omicidio di Alfio Dusso? Sì, certo. È stato fatto come... Mi scusi, sta parlando dell'omicidio di Alfio Dusso oppure di questo Iano? Ora sto parlando di un altro omicidio che fu fatto a Barrera, questo omicidio, e fu fatto questo omicidio, come mi ricordo io, di Grazioso Angelo, di Nardo, di Lentini e di Pippo Mirabella. Se non ricordo male, mi sembra che è così, perché Angelo Grazioso è pure collaborante e lo sa. Mi scusi una cosa, l'omicidio quello di cui ha appena detto Alfio Dusso. Ecco, sì. Alfio Dusso lei ha indicato 3 persone. 3 persone, ecco, sì. Come fa a sapere che sono stati poi loro? Ma perché quando hanno fatto l'omicidio io mi trovavo dentro, loro sono venuti a casa, era Piero che è venuto a casa e noi abbiamo ucciso Alfio Dusso. Ecco, ma da chi era stato deliberato l'omicidio? Dell'organizzazione sempre, se gli omicidi erano fatti perché noi altri tutti gli avversari che incontravamo le dovevamo uccidere e non mica tutti. Ecco, ma questo dove, da chi e come era stato deciso? Ma questo tutte le cose venivano decise da Santa Paola, di Nitto, tutti, non è che si poteva fare una cosa che lui, che vuol dire? Anche che noi altri facevamo, perché poi ho fatto una guerra, abbiamo fatto una guerra da parte, ma però sempre anche che facevamo una cosa ce lo dovevamo dire. E qual era questa guerra da parte, così come l'ha definita lei? Sì, quella di Nicozza. Quella di Nicozza. Sì. E per quanto riguarda questo omicidio di Iano Sì, questo Iano, che non so il cognome come si chiama, questo Iano. Ed era un personaggio inserito nell'organizzazione sì, di questo Villera, personaggio... Ferlito, oppure era Era un personaggio che sì, sempre apparteneva a loro, ai Ferlito, ai Laudani, a queste persone, certo. Un personale contro di noi era. Perché questo ci aveva fatto fare un attentato, o ce l'aveva fatto lui, a Pippo Mirabella, mentre che lui aveva un magazzino, mentre che lui... Dove c'aveva Pippo Mirabella il magazzino? A Barrera. Il magazzino di che cosa? Di roba, di biancheria, così. L'aveva lui e suo fratello Mario. Ho capito. E questo omicidio, di questo omicidio da chi ha avuto notizie?
Questo è perché c'è andato Angelo Grazioso. Quindi gli era riferito a Angelo Grazioso? Sì, e poi sono venuti, perché quando si facevano, nelle prime tempi che si facevano queste cose, c'era la mia casa a disposizione, perché noi stavamo in campagna, quindi se si faceva un'azione vicino, a Barera che era vicino, si veniva a casa. E qual era la sua casa? Era in via Poggiolupo, vicino a Mister Bianco, però è più vicino a San Giovanni Calemo. Ho capito. E in questa casa lei ha detto venivano, sì. Evidentemente, chi è che veniva? Chi è che arrivava? Tutti, cioè vuole dire le persone che venivano durante questa guerra? Sì, durante questa guerra Santa Paola era venuto a casa mia, era venuto. Poi? Pippo Ferreira era venuto, Torio Acqualano era venuto, Cancagnolo, Pero stava là, insomma... Addo e Colano era venuto, quasi, un po' quasi tutti, non è che posso, ma però dico tutti quelli che erano. Manciano era venuto pure, Manciano Francesco. Altri fatti che si inseriscono in questa altri fatti, una volta è successo pure un omicidio di una guardia giurata o fu a via Nova Luci, che sempre è vicino a Barrera, o fa a Barrera, e questo omicidio è successo perché era da un momento che si cercavano armi curte, pistole, che ce n'erano poco, e allora succedeva qualche rapina, si faceva a queste guardie giurate, e allora Nino Santapaola e Angelo, questo che poi è morto, perché a me l'ha detto Angelo, dice mi è successo questo, questo omicidio. E allora hanno puntato questa guardia giurata, ha reagito, questa aveva un 7,65, questa guardia giurata. E allora Nino Santapaola l'ha ucciso, da questo che lui ha reagito, e ci hanno tolto il revolver. Lei? Ci hanno tolto la pistola. Ecco, ma dico, stavamo parlando degli omicidi nell'ambito della guerra con Ferlito, come si inserisce questo omicidio? No, questo si inserisce, non appartiene a nessuno, è una guardia giurata. Per recuperare le armi? Per recuperare le armi. Ma le armi per che cosa servivano? Le armi servivano per gli nemici e chi faceva una guerra. Ho capito. Nell'ambito di questa guerra, altri fatti di sangue ai quali ha partecipato lei o comunque persone a lei vicine, ce ne sono? Ci sono altri fatti che ora lo spiego, e poi Pippo Ferreira ha subito un attentato quando era ricoverato all'ospedale, che siamo stati noi a farlo, però sempre con l'autorizzazione. Ma questo in che periodo? Ma questo fu, posso dire, 91, 90 così, perché l'anno preciso, insomma... Ecco, noi stavamo parlando per adesso della guerra Ferlito con Ferrera, quindi in quegli anni che lei ha detto, 81, 82, 83. Ferlito Ferrera? Ferlito Santapaola. Ferlito Santapaola, ecco, sì. Ecco, ci sono altri omicidi in questo periodo? No, in questo periodo... No, ha detto no. Omicidi no. Non se ne ricorda. Dico, altre riunioni... Poi c'è stato l'omicidio, mi ricordo, l'omicidio di Pandano, di Saro Pandano, come si chiama? Pandano mi sembra. Questo Saro Pandano, ho da dire che prima di essere ucciso 6 mesi, 7 mesi, così, era insieme a me, pure suo fratello Piero Giorgio, lui lo sa, era insieme a me che si cercava di fare estorsioni, cose, insomma, e cose varie, perché lui era amico di Palmieri Salvatori, che lui era, mi scusi, non ho capito. Questo Saro Pandano era amico di Palmieri Salvatori. E chi è Palmieri Salvatori? È un costruttore, che l'avevamo noi altri, questo costruttore. E me l'ha presentato lui, Saro. Ed era vicino a voi? Sì, Saro era vicino a noi prima, cioè a me, era vicino a me. E perché poi è stato ucciso? Poi, no, non è stato lui che si è distaccato
Poi quando è stata questa guerra, perché era prima di scoppiare la guerra, che io insomma mi faceva a Cemisteri, dove c'era questo Angelo Stiro, e allora da questo Angelo Stiro veniva questo Franco che sarebbe il fratello di Saro Pantano, e ho preso questa amicizia. E, insomma, eravamo insieme. Poi è successo questo, si è distaccato, e quando l'hanno ucciso io non sapevo niente, me ne sono dispiaciuto veramente. Però poi ho capito, parlando con Galletto Campanella, ho capito che questo omicidio veniva dalla parte nostra. Questo. E cosa le disse Campanella? No, dice, ma non ci fa caso, c'è niente, così. Quando si fa questa mossa non ne interessa, vuol dire che no, insomma è fatto dalla parte nostra. E poi lei stava parlando di un altro omicidio? Di un altro? Vabbè, comunque... Sì, stavo parlando di un altro, però questo lei mi ha interrotto perché è stato fatto poi nel lontano 91-92. Ah, l'altro omicidio, vabbè, di quello poi ne parleremo dopo. C'è stata questa guerra, lei ha parlato di questi incontri che avvenivano a casa sua. Sì. Ricorda, cioè, le uniche riunioni o incontri? Non erano riunioni, erano incontri. Erano incontri di guerra. Ecco. Erano incontri che incontravamo perché dovevamo insomma uccidere questi nemici. Ecco, poi sto pensando un'altra cosa, perché a mano penso, durante poi questa guerra è successo che Mimmo Amato, Ettore Amato, Carmelo Amato, questi erano pure a casa mia, perché l'ho detto che qui c'erano questi Amato pure, erano a casa mia, e una sera sono andati a via 80 Palmi, chiamata, che dovevano uccidere a uno, però poi hanno sbagliato, perché questi erano due fratelli che si rassomigliavano. Mi sembra che si chiamava Silvio, mi sembra, questo ucciso. E loro hanno fatto questo agguato e poi si è saputo sul telegiornale, perché l'abbiamo detto. Cioè praticamente, mi scusi, questi Amato hanno fatto un attentato a questo Silvio? Sì. Però hanno sbagliato persona, lo dovevano fare a un fratello che apparteneva a Ferlito, e invece l'hanno fatto a un fratello che lavorava, non era insomma nell'organizzazione. Hanno sbagliato figura, persone. E uno di questi si chiamava Silvio, penso che sarà questo morto, e hanno sbagliato e hanno ucciso questo. Il cognome non lo ricorda? No, cognome no, perché erano momenti che non si andava a nome e cognome. Le stavo chiedendo, dico, questi incontri che lei ha chiamato incontri di guerra che avvenivano nella sua casa di Poggiolupo, ve ne sono stati anche in altre case nella sua disponibilità? Ma altre case, sì, tempo di guerra c'era una... che era un parente mio, si chiamava Murabbo, dove questo è morto. E allora, dove si trova questa casa? Questa casa si trova nella strada che si va verso L'Etna, a Cruciata di Vea è chiamata. Ah? Si chiama Cruciata di Vea, è così, una via che si chiama così. È la strada che porta verso L'Etna. E in questa casa chi è venuto a trovarla? In questa casa siamo stati insomma a Santa Paola, veniva pure Franco Romeo che ancora era vivo in quei tempi, insomma un po' Aldo, Enzo sarebbe il figlio di Turi Santa Paola. Il figlio? Figlio di Turi Santa Paola. Enzo. Salvatore? Sì. Che è del fratello di Benedetto? Sì. E Aldo chi è? Aldo Iaccolano è il nipote di Nitto, è figlio della sorella, è figlio di Pippo Iaccolano. E in altre case ancora? Come incontri di guerra erano queste le case, era fra la mia casa e poi ci siamo spostati in questa villa, che partevamo di lì per fare qualche operazione
di guerra, insomma. E poi nelle case che è stato latitante Santa Paola sono tante queste case. È stato a Mascologia, è stato a San Giovanni a Punta, è stato pure a Lentini nella Rosa. Quindi stiamo parlando dei luoghi di latitanza di Santa Paola? Sì, quando lui era latitante, sì. Quindi ha parlato di Mascalogia, di? Mascalogia era Nenino Grasso, latitanti. Poi lui era nei Pippo Cisarotti, che Pippo Cisarotti è pure uomo d'onore. Nell'ultimo tempo fu fatto uomo d'onore. Poi lui era nei Turi Zappalà, a San Giovanni a Punta. Poi? San Giovanni a Punta. Poi lui era a Messina, che però di lì a Messina non so dire niente perché non ci sono andato mai. Perché lui è stato circa 4 anni, 5 anni a Messina, vicino a Messina. Però io non ci sono andato mai lì. Poi lei ha detto a Lentini e ha fatto un nome. Sì, poi dove l'hanno arrestato io non ci ero andato, dove l'hanno arrestato ultimamente. E lui è stato pure latitante, anzi, in azione di guerra siamo stati pure un paio di mesi dove c'è la campagna di Affiolongo, però non in Affiolongo, ni Cetro, che questo Cetro è di Paternò. Mi scusi, che rapporto c'è tra Cetro e Alfio? Perché è la stessa, è dentro la stessa proprietà. La proprietà di chi è? La proprietà è una di Affiolongo e poi ci sono tanti proprietari là dentro come si trase. Però dove eravamo noi eravamo da una casa che apparteneva a Cetro. E questo Cetro era di Paternò, che era un costruttore. E che era amico di Anu e Ercolano. E questo, mi scusi, durante la latitanza di chi? Durante la latitanza di guerra e poi giustamente era latitante pure. Chi era latitante? Era latitante Santa Paola. Ecco, ora lei, poi ritorneremo un attimino indietro, ha parlato anche di questa casa di Lentini e ha fatto un nome, se non sbaglio, la Rosa. Sì, la Rosa. Dov'è questa casa? Questa casa dei Lentini non è una casa, è una masseria, che ci sono più di 20 samme, 100 samme di giardino, è circondata. Poi lui era pure a Lentini da un altro giardino che ci sono andato una sola volta insieme a Pero Puglisi. E di chi era la proprietà? Che questa proprietà era di lui stesso, di Santa Paola, però che l'aveva intestata un altro che era campagnolo lì. E lui lì era latitante insieme a Nuccio. A Nuccio, che il cognome non lo so, sarebbe Nuccio, quello che poi fu ucciso a Lentini di Nardo. Perché poi in questo omicidio ci fu una considerazione perché si doveva uccidere a Nardo, perché questo Nuccio era uomo d'onore e quando si uccide un uomo d'onore ci vuole il consenso di tutta la famiglia. La famiglia lo deve sapere e una volta insomma che lui fece di testa sopra perché Santa Paola non sapeva niente, nessuno sapeva niente, è stato poi perdonato magari perché c'era la parentela, ma però sempre buttando le cose lungo poi se fa una minima scredezza viene ucciso lo stesso uno, ecco, che sgarra la prima volta. Un attimino, facciamo ora un po', esaminiamo tutti questi luoghi di latitanza. Sì. Innanzitutto vorrei chiederle, lei è stato in tutte queste case oppure sono notizie che ha sentito? No, io ci sono stato. Quindi lei è stato... Solo una volta così mi ci hanno portato. Ecco, in questa casa che lei ha detto, chi è questo La Rosa? Questo La Rosa è il direttore della clinica, prima era il direttore, il padrone della clinica, che questa clinica poi l'ho avuto io, in società Testo e a Soro Gaetano. E dove si trova? Questa clinica si trova a Palazzolo sempre. E come è denominata? Clinica Villa Occhiadei. Quindi, e questo La Rosa sarebbe il direttore di questa clinica? Sì. Questo La Rosa è il direttore di questa clinica e siccome io ero amico di questo Gaetano Asoro, che poi questo Gaetano Asoro è stato compare di mio genero Pippo, ci ha battezzato una bambina. E allora da questa amicizia che è nata perché questo Asoro Gaetano faceva il guardiano, io lo conoscevo prima di entrare nell'organizzazione,
Però poi quando c'è stata questa guerra, questi posti in campagna noi anzi li cercavamo per ripararli, questi posti. Come infatti siamo stati poi un poco di giorni da una specie di casetta che era tutta di vetro, sempre vicino a questa campagna di Affiolongo, questa piccola casetta che di cui io era una specie di ufficio, era della mamma di Gaetano Asoro. E poi ci siamo spostati nella casa di Cedro. Vi siete spostati chi? Noi tutti, quelli che erano. E chi eravate? Ma Santa Paola, allora c'erano insomma Aldo, Enzo e Aldo li deve chiamare per cognome. Enzo, Santa Paola, c'era Aldo Iaccolano, venivano un po' tutti, veniva Branceforti, Filippo Branceforti pure, c'era Pero, insomma. Ecco, e questo. Sì, Turi de Lova, Tucci. Ecco, il periodo. Ma il periodo era sempre tempo di guerra, sempre l'82, così. Dentro l'82, va. Che lei ha parlato un po' dei luoghi di latitanza e dei luoghi in cui si incontrava durante la guerra. Sì, ha fatto questi erano punti di guerra, sì. Punti di incontro. Poi nelle punte che è finita insomma la guerra, che c'è stato un po' di cose di Rizzetto, le latitanze lui l'ha fatto in questi luoghi. Ecco, lei ha indicato questi luoghi. Ora andiamo un attimino in ordine. Quindi lei è stato nella casa messa a disposizione da questo La Rosa, poi ha fatto riferimento ad un'altra casa in cui. No, della Rosa, la Rosa sì, nella masseria di Lentini. Di Lentini. Era di proprietà di Lentini, di proprietà di questo La Rosa o era di proprietà di altri? Della Rosa, proprietà della Rosa. Di La Rosa. Poi lui, durante che si trovava a Lentini, perché Nardo era di Lentini, ci ha fatto comprare, perché lui faceva un poco là e un poco là, come facevo io. Ci ha fatto comprare un giardino che c'era stato un accio che era contadino, non lo so come. Ed è questo il posto dove il Santa Paola è stato latitante con quel tale che poi lei dice è stato ucciso, è così? Quel tale. Lei ha parlato di una persona, cioè che il Santa Paola sarebbe stato latitante. Con chi è stato latitante in quest'altra casa? Sì, con questo Nuccio, che questo Nuccio era un ragazzo che l'aveva portato Nardo. E che lei ha detto poi è stato ucciso? Questo poi è stato ucciso di Nardo. Poi ne parliamo di questo. Sì. Poi lei ha fatto riferimento alla casa di Mascalucia di Grasso. Lei c'è stato in questa casa? Sì, ci sono stato. Quante volte? Ma un paio di volte. Con chi c'è stato? Ma quando eravamo là, voglio precisare che si sono fatti, per dire, tanti discorsi, perché io già ero uomo d'onore allora. Si è fatto un discorso, il fatto dei Berlusconi, che doveva pagare, perché Turi de Lova, Tucci, era amico, perché lui faceva della mozzarella, faceva questi lavori, era amico di questo direttore della Rinascenti, di un direttore, penso che si chiamava Tramontana, e allora forse che pure questo ci dava un stipendio a Tucci, però non usciva soldi per la famiglia. Il fatto di cittàmercato, della stante, non usciva soldi per la famiglia di Santa Paola. E allora Santa Paola un giorno ci fu una riunione dove ero io, dove c'era Marcello D'Agheda, c'era Mangioni, c'era Tucci, c'era Pero, e abbiamo discusso che questo Berlusconi doveva pagare. E allora è stato chiamato Tucci, se Tucci era all'altezza di poter concertare questo fatto senza che potesse succedere niente. E allora Turi si è preso un po' di giorni di tempo che doveva parlare con questo di Catania, e questo di Catania poi doveva parlare con quello di Roma, di Milano, di Roma, penso che era dell'Utrecht, doveva parlare con dell'Utrecht. Se potevano concordare questo fatto di Catania, se potevano uscire in nero questi soldi che si dovevano dare alla famiglia. Ma
questo accordo non è venuto, perché questo direttore insomma non si è preso la responsabilità, si trattava che forse Berlusconi non voleva concertare questo fatto, e allora poi ci è stato fatto danno alla Rinascente, e questo l'ha fatto il gruppo di Santa Paola. Mi scusi, lei sta parlando, ha parlato di città mercato. Sì, città mercato, standi. E che sono cose diverse, dico, dovrei... Scusi. No, questo non lo deve dire lei. Mi scusi se io mi permetto, è un'opposizione impropriamente formulata. Stava parlando della standi e adesso ha fatto... ha parlato di standi, di città mercato, di queste, di cose che aveva... Voglio dire, lei ha fatto riferimento a queste discussioni che venivano a casa di questo Nino Grasso. Sì. Dico, si è discusso soltanto in una occasione oppure se ne è discusso in più occasioni di queste vicende? No, questo è stato discusso quel giorno, però quel giorno ci sono stato io presente, però la cosa già era stata discussa, perché l'ho capito io, perché Torre di Lova insomma era stato preso, portato là quel giorno, che siccome lui, Torre di Lova, pensava pure il suo lavoro, insomma dice: come mai non ti sei sbrigato questo fatto? E poi la risposta, perché se ci doveva fare pure qualche attentato a uno di questi della Fininvesti a Roma, però non so specificare la persona chi era, perché si parlava di un attentato pure a Roma, di fare un attentato a Roma a un direttore di questa della Fininvesti. Lei sa dove si trova la Standa? Dove si trova la Standa io non lo so, perché dove ci sono andato a Catania ci sono andato poco. E sono un po' statico veramente. È pratico. E Città Mercato? A Città Mercato si trova nella strada di come si chiama? Di Mister Bianco. Ecco, la proprietà, lei ci sa dire chi è il proprietario della Standa e chi è il proprietario di Città Mercato? Ma io so dire una cosa, che nella Stande si interessava pure Tucci. Perché dico questo? Perché lui si era messo pure a disposizione, Tucci, con me, di darci qualche nome di qualche persona per farla entrare in questa Città Mercato, perché interessava una persona pure della Standi, dove lui ci buttava queste cose che faceva. Io le ho chiesto se le risulta se la Standa e Città Mercato appartengono ad una stessa proprietà oppure a proprietà diverse. Io penso che appartengono alle stesse proprietari di discussione che mi ha fatto Tucci. Ecco, che cosa si è... Vuol dire che era andare stata una stessa persona, perché lui mi disse: cosa ha bisogno della Standi? Ho bisogno che se puoi far entrare un po' di operai, così. E poi lui mi ha portato i longhi dove questi operai insomma non sono entrati. Lei ha fatto riferimento ad un tale Tramontana. Sì. Questo Tramontana chi è? Questo era amico di Torre di Lova, era un direttore della Standi o della Città Mercato, ecco, dopo perché si parlava di Città Mercato e di Standi, di tutte e due cose. Ecco, quindi questo Tramontana sarebbe un personaggio che appartenente alla Fininvesti. No, lei ora ha detto Città Mercato o Città Mercato, o sì. Standa. O Standa, sì. E invece che poi era questo personaggio che se lo doveva sbrigare, o fatto di poter uscire questi soldi per la famiglia Santa Paola, che poi questo personaggio ha allagato i braccia che non ha potuto fare niente, come infatti se ci doveva fare, si parlava di fare un attentato pure a Roma, a questo che non ho contribuito, e il nome di Dell'Utri me lo ricordo che lo faceva pure
Turitucci. Ecco, ma questi nomi di Dell'Utri e di Tramontana sono stati fatti quella stessa sera oppure... Sì, quella stessa sera, sì. Ricorda era di giorno, non era di sera. Ecco, chi era presente a queste discussioni? Ma discussioni era presente Mangioni, era presente Santa Paola, era presente Marcello D'Agata, era presente Pero, ero presente pure io. E che cosa... Lei da chi era stato accompagnato? Era solo venuto? Io ero stato accompagnato con un camion, questo camion l'avevo io ero in 50 vecchio, che mi accompagnava mio figlioccio che sarebbe Pappalardo Giuseppe, che l'hanno arrestato insieme a me, però non faceva parte dell'organizzazione, però che sapeva i miei movimenti, insomma aveva fiducia, lo mandava pure solo a trovare a Santa Paola lui. E che cosa si decise nel corso di questo... La decisione, perché poi insomma erano latitante, non ne potevamo incontrare, però la decisione è rimasta che Settore non poteva andare avanti, Turitucci, pure De Lova, non poteva aggiustare questa situazione, si dovevano pigliare dei provvedimenti che questo dovevano pagare. E poi... Ecco perché poi c'è stato fatto, insomma... Cosa è stato fatto? Questo danno alla Standi. Dove? Alla Standi di Catania. E a Città Mercato? Città Mercato non ce n'è stato fatto danno, mi sembra. Mi sembra che fu fatto poco solo. Poi ci fu fatto un deposito a piano tavola che l'ha fatto Schillaggi Giuseppe. Cosa? Schillaggi Giuseppe. Con i suoi, insomma... E questo come fa a saperlo? Perché questo appartiene a me, al mio gruppo, a Schillaggi Giuseppe. Ecco, cioè chi l'ha deciso, come si è deciso di fare? È stato deciso questo incendio che c'è stato dopo Chiana Tavola, è stato deciso sempre da Santa Paola. È stato deciso, ce l'ha detto a Schillaggi e Schillaggi l'ha fatto. Ma nel corso di quella riunione oppure... No, in quella riunione non c'era lui. È stato poi da un altro tempo. In un'altra occasione? Sì. E per quanto riguarda invece l'incendio alla Standa, quando se ne era parlato? Non si parlava di incendio, si parlava che si doveva mettere la testa a posto perché allora si dovevano prendere dei provvedimenti, o quell'attentato che si doveva fare a Roma oppure questo della Standi, che poi insomma mi è stato confermato che questa... Da chi le è stato confermato? È stato confermato da Piero, da Pugliesi, che questo... Dopo che era stato fatto l'attentato? Sì. Lei ha parlato di questo Dell'Utri. Questo Dell'Utri chi era? Questo Dell'Utri era un direttore pure della Fininvesti che apparteneva a Berlusconi, perché si parlava di Berlusconi allora. Ecco, ma... E voglio precisare perché in quel giorno poi si è parlato di lui e poi un'altra volta si è parlato di un altro di Pippo Baudo, o di dire cose da Pippo Baudo. E questo discorso che riguardava Pippo Baudo è avvenuto in un'altra occasione o in questa stessa? Sì, questo Pippo Baudo è venuto da un'altra occasione, però Santa Paola non c'era presente, c'era presente Addo e Accolano, perché Addo è insomma è il vice rappresentante, non è che era uno così e rappresentava Santa Paola. Ci è stato... Scusa? Prima di passare a questa vicenda di Baudo, parliamo un attimino di Dell'Utri. Sì. Lei in che termini ne ha sentito parlare nel corso di questo incontro avvenuto? Nel corso di quell'incontro si è parlato pure di Dell'Utri. Ma in che termini? Che cosa in che termini si parlava se questo Tramontana parlava con Dell'Utri e si doveva aggiustare la cosa, altrimenti se la cosa non si poteva aggiustare, questo ci è stato detto a tutti perché era lui in prima persona interessato, perché lui aveva l'amicizia. Chi aveva l'amicizia? Turitucci. Con chi ce l'aveva? Con Tramontana. Con Tramontana. Se questa non si poteva aggiustare, si dovevano prendere delle provocazioni e si dovevano fare
qualche cosa si doveva fare. E allora giustamente l'attentato là non si fece a Roma, perché poi si trattava un attentato di darci botti, non di ucciderlo, solo di darci botti a questo. E poi si è fatta la Standi, si è incendiata la Standi. Cioè, ma mi scusi, questo bisognava dare botte a chi? A questo Dell'Utri penso che è, perché si parlava di Dell'Utri. Era Dell'Utri che non voleva contribuire a questo Tramontana di mentisse d'accordo, perché questi soldi potevano, si parlava pure di poter uscire del nero, come nero. Di uscire? Del nero, nero. Cioè? Insomma, a parte della Fininvesti, di uscire queste cose, insomma, come si dice, in nero, soldi in nero. Perché Berlusconi dice che non voleva, perché questo Tramontana diceva che Berlusconi in caso nel mezzo non si ci doveva mettere e questi soldi dovevano uscire in nero. Se Berlusconi non era in conoscenza, questi soldi come si prendevano? Dovevano uscire in nero. Questo era tutto il discorso che si faceva. Ecco, poi lei ha saputo dell'incendio della Standa, ha detto che l'ha saputo da chi l'ha saputo? L'ho saputo di Piero. Da Piero? Di Puglisi, sì. Prima che avvenisse o dopo che avvenisse? No, l'ho saputo dopo, non ha importanza questo, non è. L'ho saputo quando c'è stato l'incendio. Ecco, vi dico, nel corso di quella riunione, di quell'incontro a casa del Grasso, si era discusso anche di fare l'incendio oppure si era discusso soltanto che bisognava far pagare questa persona e contattare queste persone? Ha capito la domanda? Presidente, c'è opposizione. Ha già risposto, scusi Presidente, poi la Corte deciderà ovviamente. Gli è stato chiesto 2 volte e per 2 volte ha detto no, si è deciso solo che se non avesse pagato si sarebbero presi dei provvedimenti per ben 2 volte. Io formulo l'opposizione, la Corte ovviamente decide. Si accoglie. Sospendiamo un momentino, per favore. Presidente, eravamo fermi alla domanda dell'opposizione dell'avvocato. È stata accolta. Sì, sì, per carità, era soltanto... No, quanto tempo dopo l'incendio ebbe la notizia dal Puglisi? Ma subito, come è successo, poteva passare 1 giorno, 2 giorni, perché io giustamente era latitante e insomma non è che si poteva venire subito, se succedeva una cosa di una certa gravità va bene, ma poi è venuto dopo 1 giorno, 2 giorni, così. Ha chiesto spiegazione al Puglisi sul perché si era arrivato a fare l'incendio? Certo, la spiegazione ce l'ho detto. E qual è la spiegazione? Perché ci si è arrivato che non si è concordata la cosa, Torre di Tucci non ho potuto fare niente e si è fatto questo incendio per darci una lezione che questo Berlusconi, questa Fininvest deve pagare. E ha avuto notizie su... Aspetti un attimo, Purvendo, un attimino, ascolti le mie domande. Ha avuto notizie su coloro che hanno partecipato, hanno organizzato? No, completamente, perché gli dico una cosa, che le regole sono queste e ci dovevo spiare io, ci dovevo domandare io, ma siccome non viene questa curiosità, perché quando si dice una cosa dice siamo stati noi. Ecco, però lei, mi scusi, stava parlando con Piero Puglisi che era anche suo genero. Sì. Ecco. Sì. Non ha chiesto neppure al suo genero, ha chiesto... No, io dice siamo stati, questo fatto siamo stati noi, va, e basta così. Ecco. Per quanto riguarda invece quell'incendio di Piano Tavola, lei ha detto che se ne è occupato quell'incendio di Piano Tavola è stato Schillacci. Ecco, chi l'ha deliberato, quando se ne è parlato di fare l'incendio? Questo incendio è successo perché, siccome direbbe che dire io ero latitante e non c'era questa cosa, perché non erano cose di una certa importanza, perché una cosa viene discussa una volta, poi mano a mano si fa, può passare magari tempo che si fa. Però lui non era latitante, Schillacci, allora si è
Nitto ci ha detto di fare questo incendio e lui l'ha fatto lui, e mi sembra che insieme a lui c'era Maccaroni, Pedebitti, questi ragazzi che aveva lui vicino, l'hanno fatto questi ragazzi. Ecco, piano Tavola, dove si è verificato l'incendio. Era un deposito questo. Ecco, in questa zona di piano Tavola, quale gruppo della sua organizzazione operava? Questo Schellaggi. Vi erano altri gruppi che territorialmente erano vicini a quello di Squillaci? Sì, quello di Schellaggi c'era un gruppo che era vicino, che era Raimondo, Natali e Turi Pappalardo, che erano di Montepò, e poi si erano avvicinati a Schellaggi, che poi, che sai, Schellaggi era poi avvicinato a questo gruppo che è appartenente a Santa Paola, a questo gruppo di Montepò. E dico, le indicazioni che ha avuto sull'incendio del deposito le ha avute proprio da Squillaci oppure da altre persone? No, l'ho avuto da Schellaggi. Poi non mi sono più, va bene, te l'ho detto, l'hai fatto, vuol dire che io così. Ecco, e anche stavolta è stata una comunicazione che ha avuto dopo oppure la sapeva in anticipo? No, l'ho avuto dopo. Cioè praticamente lei ha detto che Squillaci era stato incaricato? Sì, era stato incaricato di fare questo fatto. Da chi era stato incaricato? Sì, di Santa Paola. Perché lui me l'ha detto lo zio, perché si diceva così. E quindi gli hanno comunicato dopo. Sì. Stavolta dico, sugli esecutori dell'incendio ha avuto indicazioni? Indicazioni, lui mi ha detto che ci era andato per cosa sono sicuro, per come si chiama, Maccaroni. E con lui in quei tempi, ragazzi che lui lo usava per queste cose, c'era pure Pedebitti, che non mi ricordo il cognome come si chiama, penso che c'è stato pure lui, e poi lui ne aveva tanti ragazzi, ma ne aveva, insomma, non è che ne aveva 2 o 3. Erano tutti ragazzi che io conoscevo questo paio sole, perché poi ne aveva qualche vinto lui il ragazzo. Lei sa se l'incarico dal Santa Paola era stato dato anche ad altre persone oltre che a Squillaci? No, non lo so questo. Può darsi, ma se ci avesse a lui non penso che lo poteva dare agli altri. Se l'ha dato a più persone o a più gruppi contemporaneamente, non lo sa? No, questo non. Perché può darsi che Santa Paola non penso che ci dice a tanti, può darsi che ci sia a Schillaci, e poi Schillaci magari ci può dire a un altro gruppo, dobbiamo fare questo. Questo può succedere nell'organizzazione. E lei ha chiesto a Schillaci perché si era fatto l'incendio? La stessa domanda che le ho fatto per la standa poco fa. Sì, perché questo era un deposito pure della standa. Ecco, ma le sto chiedendo, ha chiesto perché si è arrivato proprio a fargli l'incendio? Perché è stato fatto l'incendio? Perché per gli stessi motivi che ho spiegato. Per gli stessi motivi che non avevano pagato? Sì, che dovevano pagare. Ha saputo poi se o la standa o questo deposito hanno pagato? Questo no, e penso che non è venuto, non c'è stato il tempo di poter avvenire questo fatto. Perché? Ma perché è una cosa che insomma si è portata troppo lunga e penso che non si è rubato. Quindi lei non sa se ci sono state successivamente, se ci sono state trattative? Trattative no, perché c'è stata poi uno di questa che aveva uno filiale di questa stande che si chiama Pulverenti, che è di Belpasso, che era amico di mio genero Pippo, e pure lui era un filiale della stande, e quando sentiva queste cose a Catania, che erano successe queste cose, si era rivolto a Pippo Grazioso, che voleva essere della nostra parte, che lui pagava. E allora questo fatto poi ci fu detto a Doiacolano, e a Doiacolano dice: me la sbrigo io, e ce l'abbiamo dato in mano a questo della standi, della filiale, ce l'abbiamo dato in mano
alla famiglia Santapaola. Che significa ce l'hanno dato o ce l'abbiamo? Non ho capito bene. Come si parla di soldi, in sostanza, questo eravamo concordati che doveva uscire 100 milioni all'anno, e allora noi cercavamo di prenderlo noi altri, però poi le cose si devono fare presenti, perché si trattava della Standi, che questo apparteneva alla Standi nella filiale, si dovevano fare presenti queste cose. E allora quando si è fatto presente a Addo e a Colano, che era il vice rappresentante, si è fatto presente a lui, e allora lui dice: me la spiego io, presentatemi la mia. E allora Pippo Grazioso ce l'ha presentato a Addo e a Colano, questo della filiale. E questo lo so che insomma pagava, però ho fatto... Lo sa da chi? Lo so perché insomma poi ha pagato. Ecco, ma da chi l'ho saputo? L'ho saputo nella famiglia stesso, che questo era a disposizione, il mio genero vero, mio genero Pippo Grazioso, perché lui era proprio amico suo, e lui dice: stai pagando alla famiglia Santapaola. Lei ha fatto... Stava dicendo? Sì, sto dicendo proprio questo. Sì. Lei ha fatto riferimento anche ad un'altra occasione di incontro, sì, in cui si parlò di Pippo Baudo. Ecco, io questo volevo dire. Ecco. Il fatto di Pippo Baudo è stato così, con la precisione, che io avevo una strada per poter disponere una parola per poter fare pagare a Pippo Baudo. E dice: qual era questa strada? Questa strada era Condorelli di Belpasso, perché Pippo Baudo era amico di Condorelli. Condorelli aveva un ragazzo che si chiama Ienzabella, che era avvicinato a noi altri, e allora un giorno si è parlato con Ienzabella, che questo Pippo Baudo era amico di Condorelli, e Condorelli lo chiamava tramite sempre Ienzabella e ci faceva un discorso che lui si poteva pagare a noi altri. E allora si trattava di Pippo Baudo, e allora io dissi: va bene, però mi scusi, prima... chi l'ha fatto questo discorso? Questo discorso l'ho fatto io e Ienzabella. No, ma dico, questa iniziativa di contattare... È stata mia. Prima è stata mia. Prima è stata mia, l'iniziativa. E allora poi io, essendo che Addo e Colano era libero, non era latitante, che mi poteva venire a trovare quando voleva, e allora io ho chiesto un appuntamento con Addo di parlare proprio per questo Pippo Baudo, che io avevo la possibilità di parlare di Pippo Baudo. Di parlare sì, di Pippo Baudo, che io avevo la possibilità di farlo pagare. E allora Addo e Colano mi ha detto: mi si ferma, perché mi chiamava di Ossia, mi si ferma, non ci dice niente a Condorelli e nessuno, perché io fossi ce l'hai in mano, lo posso, ce l'hai in mano io, lo posso fare pagare. E poi ci disse: ma tu come ce l'hai in mano? Perché? Perché lui a Taormina, lui chi? Pippo Baudo, sì. Pippo Baudo era insieme con la pellicceria di Giacomo Dielli. Nella pellicceria erano insieme, era socio da questa piccelleria, come si chiama? E allora come ci arrivava Aldo Ercolano? Sì. Perché Aldo Ercolano era amico di questo della pellicceria. Questo della pellicceria era amico di Pippo Baudo, e tramite questo della pellicceria veniva questo pagamento, poteva venire questo pagamento. Però, quindi, mi scusi, quindi Pippo Baudo contemporaneamente era amico di Condorelli? Sì, era amico di Condorelli, però discussioni non ce ne fu nei Condorelli. Ho capito. Non ce ne fu. La cosa si è fermata lì. Non ho fatto discussioni, io il discorso l'ho fatto qua a Aldo Ercolano. E come è finita questa cosa? Quindi Aldo Ercolano gli ha detto: ci posso arrivare io tramite... Ci posso arrivare io. E poi com'è finita? Poi è finita che io ci ho domandato a Piero Puglisi
e lui mi ha detto, ma che cosa ha fatto per quel discorso di Pippo Baudo, che aveva questa amicizia con questo di Taormina, che poi questa amicizia è vera con questo di Giacomo Dielli, perché l'aveva pure Grazioso Giuseppe. Cioè Grazioso Giuseppe era amico con chi? Con questo Giacomo Dielli. Con questo Giacomo Dielli, perché questo Giacomo Dielli pagava lo stipendio a Ardo e a Colano. Chi? Giacomo Dielli. Quindi quando lei dice amico significa cioè che pagava? Sì, pagava pure, sì, era amico ma pagava, perché aveva questo magazzino. Sì. Perché io dico questo, perché mia moglie se voleva una pelliccia, se voleva comprare una pelliccia e se l'ha comprata e ci ha fatto pagare le spese, perché lui Addo dice le spese, ci ha parlato lui e pure Grazioso, Pippo Giuseppe, che era amico di questo, e ci ha fatto pagare qualche 5 milioni così. E che pelliccia era? La pelliccia dei Vesoni. E allora questa vicenda poi com'è finita? E allora è finita poi che io insomma mi informava e diceva, io mi informava con Piero e ci disse ma come finivo quel fatto di Pippo Baudo, che lui Addo diceva che era all'altezza tramite questo Giacomo Dielli di farlo pagare, e lui mi ha detto, dice, c'ha la testa dura. Chi ha la testa dura? Pippo Baudo ha la testa dura. E poi insomma è successo questo attentato nella villa, che è stato fatto dalla parte insomma di noi altri stesso. E perché è stato fatto questo attentato? Perché lui non voleva pagare, aveva la testa dura. Dico, vogliamo un pochettino così collocare nel tempo tutte queste cose. Questo discorso di Baudo, sì. Lei più o meno sa quando è stata la sua iniziativa e quando invece c'è stato poi l'incontro con Ercolano? Insomma, sono passate, per dire, sì, quando è stata la mia iniziativa è passata poco, circa una settimana. No, più o meno, in che anno riesce a collocare nel tempo questa cosa? Ma l'anno è sempre là, siamo io come il tempo, insomma, no, mi ricordo, ma non so a precisare precisi tempi, ma fu precisamente dopo 4 mesi così. Facciamo una cosa, dico, in che è successo l'attentato. Possono passare 3-4 mesi. 3-4 mesi questo incontro, la sua iniziativa, la sua iniziativa o l'incontro con Ercolano? L'incontro con Ercolano è stato 3 o 4 mesi? Sì, e poi è successo questo fatto. Ha detto 3 o 4 mesi? Sì. 3 o 4 mesi prima dell'attentato? No. Sì. E la sua iniziativa, la sua proposta di contattare, come si chiama, Baudo tramite Contorelli, di quanto tempo prima era stato rispetto all'incontro? Rispetto all'incontro, niente, una settimana. Una settimana. Lei ha detto che ha avuto l'incontro con Ercolano. In quel periodo Santa Paola Benedetto dove era latitante? Mi sembra che lui era ritornato, perché a Messina lui ci è andato o 2 o 3 volte, perché veniva qua e poi se ne andava a Messina, perché non è che è stato un periodo sì, è stato un periodo fermo, però qualche 3 o 4 volte è tornato pure qua, perché una volta è stato pure una settimana da una casa di campagna mia, proprio mia. Perciò quindi non so a precisare con precisioni se Santa Paola si trovava là oppure si trovava da qualche posto di questi, o Mascologia o insomma Onici Sarotti, posti così. Non riesce comunque. Giovanna Punta, insomma, comunque non era nella casa di Grasso? Penso nella casa di questa di Messina? No, di questo Grasso che lei ha detto a Mascologia. O era là? Veramente, secondo il tempo, quando poi abbiamo discusso
quello della Standi, che abbiamo discusso il fatto della Standi, lui era là, si trovava là, nei coso. Poi non ho sentito, mi scusi. Quando noi abbiamo discusso il fatto della Standi, lui si trovava in Enograsso. Ecco. Poi quando abbiamo discusso il fatto di Pippo Baudo, questo non so veramente a precisare se lui si era un po' distaccato, perché non è che lui stava sempre in un posto, erano diversi posti anche che erano vicino, perché non è che questi posti dove andava lui erano lontani, erano sempre ravvicinati. Ecco, ma lei ha avuto notizie prima o dopo l'attentato? Cioè ha saputo in anticipo che bisognava fare l'attentato o ha saputo dopo, e da chi era saputo? In sostanza, quando uno si informa, perché queste sono le nostre usanze dell'organizzazione, quando uno si informa e dice per il fatto di Pippo Baudo che cosa ha fatto, dice c'ha la testa dura, e allora insomma cerchiamo di rimuovere la testa, questo si capisce che già è sotto mira che si deve fare qualche azione. Io le sto chiedendo, ma prima che materialmente venisse fatto l'attentato o dopo poi ha avuto notizia dell'attentato? Come ha preso dell'attentato? Questo le sto chiedendo. L'attentato dopo. Però si sapeva che si doveva fare, non si sapeva la villa, si sapeva che si doveva fare un movimento. Ecco, sì, ok. Sì, questo si sapeva. Certo. Ha saputo poi chi sono stati? No, chi sono stati no, perché io ho saputo solo siamo stati noi altri, questo, proprio gli attentatori no. Lei ha detto anche di essere stato a casa di Pippo Cesarotti a trovare Santa Paola. Sì, nei Cesarotti ci sono stato. Ecco, in quale casa e quante volte c'è andato e con chi c'è andato? Ma lui case ne aveva diverse, perché aveva quella del suo frate Salvatore pure, perché tutti i frati, Ciuzzo, Pippo, Salvatore avevano una casa per uno da queste località Mascalucia, a Mascalucia. Penso la zona è questa, Mascalucia, tutti in questa zona avevano queste case. Quante volte c'è andato? Ma un paio di volte, così. Non ricordo per bene, perché 2 volte, 3 volte, secondo... Perché ero latitante, non mi potevo avventurare sempre di andare dai certi posti, insomma. Lei, Purventi, ha detto che è entrato a far parte dell'organizzazione nell'81-82. Sì, e quando c'è stata la guerra, la spaccatura a Catania, sì. Lei, nell'ambito di questa organizzazione, è stato poi, è diventato poi uomo d'onore oppure è rimasto un affiliato e basta? Io sono diventato uomo d'onore e poi un annetto prima di arrestarmi ero consigliere pure. Picicca l'85, l'86, così. E chi è stato il suo padrino? Il mio padrino è stato Mangione Francesco. E la carica di consigliere invece quando l'ha acquisita? Un annetto prima di arrestarmi, così nel 92, in questo periodo. Quanto tempo prima del suo arresto? Lei ha detto che quando... Io dico un annetto prima, così. Lei ha detto quando... 91 c'è essere nel 92, in questo periodo. Mi scusi, lei ha detto che nel momento in cui si è discusso di queste cose di cui abbiamo parlato a casa di Grasso, lei era già consigliere? Sì. E in quei giorni era stato là, in quei momenti era stato fatto consigliere. Quando è stato arrestato lei? Io sono stato arrestato 2 giugno 93. 2 giugno del 93? Sì. E assieme la carica di consigliere, lei era l'unico consigliere della famiglia? Non signore, i consiglieri della famiglia devono essere 4. E allora ero io, consigliere, Marcello D'Aghita,
Ture Santa Paola e Mangione Francesco. Erano 4 consiglieri. Eugenio Calè era interprovinciale. Nitto Santa Paola era consigliere, era rappresentante, e Aldo Iaccolano era vice rappresentante e Campanella era capodicina. Mi scusi, lei, ora è l'ultima domanda, poi possiamo sospendere, almeno credo che l'ora. Volevo soltanto sapere questo, i suoi periodi di detenzione e di latitanza. Sì. Sì. Ecco, lei se ne ricorda dal periodo in cui dall'ultima, lei ha detto è stato scarcerato, ha parlato con Santa Paola a proposito dell'attentato, ha partecipato alla guerra 81-82, sì. Poi quando è stato latitante o detenuto dopo? Io poi sono stato latitante dell'83. Nell'83 sì. È stato latitante? 10 anni di latitanza. 83 fino al momento in cui è stato arrestato nel giugno del 93? Sì. E dico, durante questi periodi di latitanza, malgrado la latitanza, lei si spostava per andare a trovare altre persone? Sì, certo. Quando mi dovevo spostare, che era proprio necessario, mi spostavo. È mai capitato che il Santa Paola è venuto a trovarlo? Sì, una volta. Dove e quando? All'Acqua Russa chiamata, questa proprietà si chiama l'Acqua Russa, che l'aveva intestata Tano Assoro, mio compare del mio genero Pippo Grazioso. E lui, come periodo, posso dire che che mi è venuto a trovare verso l'88-89, perché è stato nel mese di Natale che è venuto 7 giorni, che poi l'ha venuto a trovare sua moglie e tutti, da questa mia casa, che era una casetta. E si è fermato per... Si è fermato per 7 giorni o ho capito male? Si è fermato, no, una settina di giorni si è fermato in questa casa. Si è fermato quindi soltanto per vederla, oppure avete discusso? Ora insomma vengo, perché il discorso è un po' lungo da fare. Vabbè, allora lo riprendiamo, sarà il primo perché argomento. se fare questo discorso dobbiamo finire a lungo. Vabbè, allora sarà il primo argomento di domani. Grazie. Allora, rinviamo a domani per la prosecuzione. Lo posso chiamare a Pulvirenti, signor Puglisi? Non può, in presenza di Pulvirenti, lei non può parlare, signor Puglisi. Lei può parlare, ma non in presenza di Pulvirenti. Va bene, Pulvirenti si apparta e lei parla, e poi vediamo quello che valutiamo se si deve fare. Se dovrebbe parlare nel microfono per verbalizzare. Il signor Pulvirenti, da quando è pentito, di tanto in tanto manda delle lettere sia a casa mia e sia a casa dei suoi figli, per sollecitare cose che non riesco neppure a capire. Ora, siccome io non so il mittente del signor Pulvirenti, approfittavo di questa circostanza per dirgli è inutile che manda lettere, se lui ha scelto la sua strada, se la tiene per lui e non va a cercare altre cose, che non affligge altre cose alla sua famiglia come già ha fatto, che Dio lo aiuti e speriamo che le vada bene, tutto questo qua. Questo discorso deve essere fatto in sede tecnica dal suo difensore al momento del controesame. Va bene, se deve essere contestata a Pulvirenti, come notizia che riguarda la Corte è sufficiente la sua dichiarazione. No, a Pulvirenti. A Pulvirenti il suo difensore. Va bene, la ringrazio.